Ha seminato il panico davanti a una discoteca di Padova, arrivando ad aggredire con lo spray urticante un automobilista. Daspo e foglio di via di 4 anni per un 19enne disposti dal questore di Padova, Marco Dorisio. Secondo la ricostruzione della polizia, domenica scorsa, alle 4 di notte, il 19enne italiano aveva prima colpito con una bottiglia di vetro il lunotto posteriore di un'auto su cui si trovavano due ragazze, poi aveva spruzzato il gas urticante in faccia al conducente, un 26enne, che aveva perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro una vettura in sosta. Il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 5 giorni. L'aggressione sarebbe stata scatenata dalla gelosia nei confronti di una delle ragazze a bordo dell'auto. Le volanti della questura, intervenute dopo diverse segnalazioni al 113, hanno trovato il 19enne trattenuto da un addetto alla sicurezza della discoteca. Identificato e accompagnato in questura, è risultato gravato da numerosi precedenti per minaccia, rapina, furto, lesioni, danneggiamento e percosse. È stato denunciato per lesioni personali aggravate e danneggiamento.